Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione. Domenica 26 giugno è il giorno del verdetto dei ballottaggi, le urne aperte da 5 ore circa, dalle 7 di questa mattina. Ne parleremo fra pochissimo, anche perché fra poco riusciremo a darvi l'ufficialità dell'affluenza, la prima parziale dato dell'affluenza per i comuni al voto. Lo dicevamo, ne parleremo fra pochissimo. Prima vi diamo un aggiornamento di cronaca come sempre all'inizio della nostra prima edizione, che vi terrà compagnia fino alle 13:30 con tanti temi sul piatto, perché purtroppo dobbiamo raccontare di un'altra tragedia sulle strade del Veneto. Questa tragedia è avvenuta poco dopo le 22 ad Ariano nel Polesine, quindi siamo in provincia di Rovigo, lungo la strada regionale 495, dove un 28enne di Rosolina è morto e c'è anche una seconda persona ferita in modo grave che si trovava in auto con questo 28enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava facendo un'inversione a U quando un secondo veicolo che arrivava dalla direzione opposta ha centrato l'auto appunto su cui viaggiava il giovane con una seconda persona. Nell'impatto il 28enne, che ricordiamo è di Rosolina, è morto all'istante, mentre il passeggero, rimasto gravemente ferito, è stato ricoverato all'ospedale di Rovigo. Sul posto il suo 118, i carabinieri per il rilievo dei rilievi del caso. Dunque un'altra purtroppo vittima lungo le strade del Veneto. C'è anche da registrare sempre nella tarda serata di ieri un altro incidente a Ponte nella Priola, quindi siamo in territorio di Susegana nella Marca Trevigiana, con un'auto con a bordo una famiglia di 5 persone, madre, padre e i 3 figli, che si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Tutti e 5 feriti, fortunatamente in modo lieve, tra questi anche un bimbo di nemmeno un anno, un bimbo di pochi mesi, ma fortunatamente sono feriti in modo lieve. Questo per darvi subito un aggiornamento di cronaca purtroppo lungo le strade del Veneto, in questo caso del Rodigino e della Marca. Dicevamo il giorno del verdetto dei ballottaggi. Sono 65 comuni in tutta Italia e 4 comuni in Veneto al voto per questo secondo turno, quasi 265.000 gli elettori chiamati al voto alle urne in Veneto. Lo sapete, Verona, Jesolo, Feltre e Thiene, occhi puntati soprattutto su Verona, è una piazza che viene appunto osservata speciale anche al di fuori del Veneto. E allora questa sera lo racconteremo in diretta all'esito delle urne con una puntata speciale di Ring. Vediamo il servizio. L'ultima sfida, quella dei ballottaggi. A Verona, Jesolo, Feltre e Thiene i cittadini sono richiamati alle urne. Seggi aperti dalle 7 alle 23, subito dopo via allo spoglio. E anche stavolta c'è una grande incognita a pesare su questo secondo turno: il rischio astensionismo. Dopo la bassa affluenza della prima tornata, il timore che si ripetano le percentuali di 15 giorni fa. Occhi puntati soprattutto sulla piazza di Verona. E naturalmente, come accade sempre in occasione dei grandi appuntamenti, Antena 3 sarà presente per aggiornarvi in tempo reale sugli esiti delle urne. Dalle 21:15 la maratona in diretta con una puntata speciale di Ring per seguire istante dopo istante il voto nelle 4 piazze. Collegamenti con gli inviati da Verona, Thiene, Jesolo e Feltre, ospiti in studio per i commenti con il vice direttore Ferdinando Avarino. Dall'attesa per la chiusura delle urne fino allo spoglio che rivelerà i nomi dei nuovi sindaci. Una serata dunque da non perdere, appuntamento dalle 21:15 naturalmente su Antena 3. Ve lo ricorderemo a lungo in questa prima edizione, questo appuntamento, quindi dopo il telegiornale di Treviso questa sera, poco dopo, insomma, restate sintonizzati su Antena 3 perché vi racconteremo in diretta il voto. Ci torneremo su questo tema. Poi c'è l'altro tema che incombe, quello della siccità, il grande tema di questi giorni. Abbiamo raccontato anche ieri, ad esempio, della novità importante dell'Alto Adige, che fornisce di acqua in aiuto al Veneto dopo tante settimane e mesi di polemiche, e abbiamo raccontato e vi racconteremo anche in questa prima edizione le tante facce della siccità, a partire dall'allarme delle falde, perché se una delle evidenze della siccità, e lo vedremo ad esempio nei servizi di Padova, è il calo del livello dei fiumi, l'altro meno evidente ma altrettanto preoccupante è il calo delle falde, che si può notare in bacini chiusi come le cave che si stanno rivelando preziosi
bacini di riserva idrica. Il servizio di Lucio Zanato. Continuano a calare i livelli dei fiumi nonostante dai bacini montani sia aumentato il rilascio d'acqua e questa è una drammatica evidenza di questa siccità. Ma quella che potrebbe diventare ancora più problematica è l'abbassamento delle falde sotterranee, punto di pescaggio per acquedotti ma anche per aziende del settore talora famose della zona, che non si vede ad occhio nudo se non i bacini chiusi come le cave. Qui siamo lungo la Castellana in quello che è diventato il laghetto Biasuzzi. Voi da una vita siete qua, Sì. Avete notato qualche differenza sulla... Effettivamente 1 metro, 80 centimetri, 1 metro di dislivello c'è e speriamo che piova. Ma è successo in tanti anni di attività, sottolinea il titolare del locale che guarda il laghetto. Ennesimo segnale preoccupante di una situazione idrica sempre più critica, anche in un territorio come il nostro, da sempre ricco d'acque. Significa che non c'è più acqua nella pianura. Quindi l'acqua, tutta la pianura va sotto. Però attualmente le cave potrebbero essere tranquillamente dei posti dove prelevare acqua per portarla dove c'è bisogno. Bacini artificiali, nella maggioranza dei casi chiusi e dismessi, alcuni dei quali diventati luogo di abbandono dei rifiuti. Zone che ora, ma anche in futuro, potrebbero tornare preziose se, come sottolinea Italia Nostra, protette e controllate. Un'idea, quella della conversione in bacino idrico, su cui sta già lavorando uno dei comuni più bucati d'Italia, come si definiva fino a qualche decennio fa Bedelago. Qui l'assessore Marco Perin punta a convertire la cava di Via Baracche, al momento con un progetto di espansione dell'escavazione bloccato e parere negativo del comune. Tutto questo mentre da tempo la Regione sta spingendo perché le cave diventino dei bacini di laminazione, ovvero si riempiano in caso di piene per evitare inondazioni, per poi tornare a svuotarsi alimentando la rete irrigua dei canali. Un progetto che Italia Nostra aveva già proposto oltre 30 anni fa, sottolinea Alberto Zandigiacomi, che ricorda anche un'altra proposta di quel tempo. Ho sentito oggi che la Regione ha deciso di chiudere tutte quante le fontane a getto continuo, secondo una proposta fatta 30 anni fa da Italia Nostra. La cosa sarebbe semplicissima, basterebbe portare un rubinetto, regalarlo, perché sarebbe un guadagno enorme per tutta quanta la Regione. E poi il problema della siccità che si unisce alla mancata irrigazione quando appunto si tratta di piante, soprattutto appena piantumate. Abbiamo raccontato ieri cosa sta succedendo nel bosco urbano di San Paolo a Treviso, guardate. Se l'attenzione nei confronti della natura è questa, è chiaro che tutti gli alberelli del cosiddetto bosco di San Paolo moriranno. Drastico il commento di Italia Nostra sull'autunno di foglie secche a ramispogli che è già calato sul bosco di San Paolo a Treviso. Inaugurato a marzo con la piantumazione della prima delle 1670 piante previste nel quasi ettaro e mezzo convertito da spazio supermercato ad area verde, doveva ridurre gli effetti delle isole di calore, favorire l'infiltrazione nel sottosuolo dell'acqua piovana mantenendo la permeabilità del suolo e poi sequestrare l'anidride carbonica atmosferica. Avrebbe dovuto perché qui ora le piante o sono in sofferenza o sono già seccate. A segnalare la gravità della situazione Italia Nostra, da sempre attenta al territorio e all'ambiente, che punta il dito sul comune, colpevole di non aver provveduto all'irrigazione di queste nuove piante poste a dimora, quindi con ben poche radici per captare l'acqua del sottosuolo. Un problema ambientale ma anche economico, considerando che questo intervento arboreo rientra in un progetto finanziato dal Ministero con 261.000 euro. Si può chiamare soltanto soldi buttati al vento. Una contraddizione questo bosco lasciato morire di sete in quella che viene da sempre definita città d'acque, sottolinea Alberto Zandigiacomi, da sempre impegnato per l'ambiente. Basterebbe aver portato un po' d'acqua, basterebbe aver preso una delle fontane a getto continuo che ci sono là attorno, mettere un tubo e portare un po' di acqua anche nel bosco. Punto. Insomma, agire come quando il comune si occupava direttamente del verde, facendo arrivare la storica Apegar con la botticella, e i soldi per piante e piantumazioni non sarebbero stati bruciati dalla siccità, perché, sottolinea Zandigiacomi, in genere contadina interviene su indicazione soprattutto a termini di contratto di fornitura, mentre il comune su segnalazione il più delle volte diretta dei cittadini, in una filiera corta di intervento che risolve i problemi anziché ridurli così. Dal comune precisano che il bosco è ancora a carico dell'azienda appaltante che deve garantire l'attecchimento delle piante e che non è vero che non venga effettuata l'irrigazione, purtroppo, vista la scarsità d'acqua, limitata ogni 3 giorni.
ma intanto le piante continuano a seccarsi, conclude Zandigiacomi. Speriamo che per il prossimo reimpianto si pensi anche all'acqua. Povero assessore Manera deve stare attento anche a queste cose, magari ascoltando un po', chiedendo un parere. Noi siamo sempre disposti ad aiutare l'amministrazione. Non troviamo lo stesso attenzione nei nostri confronti. E poi a Padova i canali che stanno diventando dei prati pieni di alghe, guardate. Continua l'emergenza siccità anche a Padova, i canali interni si stanno abbassando a vista d'occhio. Siamo in Riviera San Benedetto, lo vedete, le alghe hanno oramai invaso il canale, sembra un tappeto verde, sembra un giardino. Padova si risveglia con i canali sempre più secchi ogni giorno che passa. Il segnale più preoccupante sono le alghe che stanno emergendo e che visivamente trasformano il canale in un prato. E percorrendo via San Benedetto, arrivando al Ponte dei Tadi, lo potete vedere, è una distesa di verde. Sono tutte alghe emerse dal ramo maestro per la scarsità d'acqua. L'edicolante, che ha qui il suo chiosco da quasi 30 anni, ci confessa di non aver mai visto qualcosa di simile. Fa una certa impressione. Speriamo che aprino un po' più avanti e che... Lei da quanti anni è che qua? 29. Lei in praticamente 30 anni non l'aveva mai visto prima? Mai visto un canale così messo male. Anche i passanti che assistono a questa trasformazione sono stupefatti e preoccupati. Io penso che l'abbiano tenuto in considerazione questo pericolo eventuale delle alghe, che facciano qualcosa, che mettano dei disinfettanti particolari. Sono canali anche secondari, dunque bisogna vedere come sono fatte anche disposte le chiuse, quelle cose lì. Certo che vedere a Padova una secca del genere è un po' triste. Il Comune ha intanto emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, vietate alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di riciclo e l'innaffiamento di prati, giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. Tutto questo, per esempio, poi un altro fatto che invece viene dal Friuli Venezia Giulia, inquietante, perché a San Vito, siamo appunto in Friuli Venezia Giulia, ci sono le prime 2 abitazioni private che sono rimaste del tutto senza acqua a causa siccità, tanto per fare un po' il giro a nord-est di questa situazione. Tra poco vedremo anche i problemi degli agricoltori, prima però saluto e ringrazio per essere con noi e buona domenica ad Alessandro Bonet, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Presidente di Piave Servizi. Allora, chi meglio di lei, insomma, che è alla guida di questa società che insomma serve un bacino di 344.000 abitanti, 39 comuni tra Treviso e Venezia, può farci un po' il punto della situazione allo stato attuale, ad oggi, le sue preoccupazioni? Beh, allora, per fortuna, grazie agli investimenti fatti sia nel potenziamento delle fonti che nella ricerca delle perdite delle reti, non abbiamo situazioni, come dire, di mancanza o di razionamento di acqua potabile. Ciò nonostante è importante continuare quell'opera che stiamo facendo insieme ai nostri comuni soci di questa moral suasion nei confronti dei cittadini di utilizzare l'acqua solo per quanto riguarda gli usi domestici, igienico-sanitari, perché sprecarla per irrigare i prati o bagnare o lavare la macchina, ad esempio, è veramente un sacrilegio. Le falde purtroppo si stanno abbassando, non siamo ancora in una situazione drammatica dal punto di vista dell'emungimento dell'acqua potabile, però siamo in una situazione di allerta, una media situazione di allerta che deve farci riflettere soprattutto per gli anni futuri. Senta, lo diceva prima, la moral suasion, ma può bastare la moral suasion? Cioè, secondo lei tutti i comuni, non tutti i comuni si sono attivati con le ordinanze e laddove ci sono le ordinanze magari qualcuno non lo sa oppure le viola. Lei in questi giorni insomma ha detto, avevamo avvertito già a maggio che ci sarebbe stata questa situazione. Vi siete sentiti poco ascoltati anche dalle amministrazioni nel caso?
No, devo dire la verità che i sindaci hanno fatto bene il loro mestiere. Dobbiamo farlo tutti noi cittadini adesso il nostro mestiere, non ci sono scusanti. Tramite il vostro lavoro che è stato meritorio come operatori della comunicazione, le informazioni sono arrivate. Tramite i social anche tanto le informazioni stanno girando. I sindaci si sono attivati in buona parte per tempo. Ora spetta a tutti e noi fare la propria parte. È un piccolo sacrificio per fare in modo che l'acqua non manchi in futuro. E noi ci eravamo mossi già per tempo perché i dati su un inverno e una primavera particolarmente secchi ci inducevano a pensare a un momento di criticità e le temperature caldissime delle ultime settimane hanno fatto il resto. Quanto siamo lontani, secondo lei, dal vero e proprio razionamento dell'acqua? Allora, per quanto riguarda l'acqua potabile, e sottolineo l'acqua potabile, non abbiamo allo stato attuale prospettive di razionamento. Però, questo è un messaggio importantissimo, non va sprecata, perché la situazione continuiamo a monitorarla e potrebbe essere che se non ci fossero precipitazioni nei prossimi mesi oppure ci fosse un autunno particolarmente secco, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Quindi l'acqua va risparmiata, non va sprecata perché è una risorsa importantissima. È assurdo continuare a bagnare i prati, i giardini con l'acqua potabile, perché l'acqua potabile è un'acqua di estrema qualità, pura, potabile appunto, come dice il nome stesso, che quindi subisce veramente un processo di controllo continuo a un costo notevole e è un peccato usarla per bagnare per esempio il giardino di casa, soprattutto in un momento di estrema crisi come questa. Sentivamo prima il servizio di Lucio Zarato sulla ipotesi insomma, di utilizzare le cave come dei bacini idrici. Lei è d'accordo? Insomma, può essere una soluzione tampone? Allora, per quanto riguarda l'acqua a scopi irrigui, credo sia una buona soluzione. Per quanto riguarda l'acqua a scopi potabili, noi abbiamo già i nostri bacini. Ovviamente l'acqua a scopi potabili è un'acqua che deve essere continuamente monitorata, controllata e deve stoccare ovviamente in locali idonei, perché noi diamo da bere a 342.000 persone al giorno e io rispondo con la mia testa a quello che do da bere alle persone, quindi non posso correre rischi di avere contaminazioni in quello che do da bere ai cittadini. Quindi per quanto riguarda gli scopi irrigui si va bene, noi dobbiamo fare la nostra parte nel monitoraggio, nella ricerca delle fonti e nella ricerca delle perdite alle reti. I cittadini da loro devono aiutarci, soprattutto in momenti critici come questo, utilizzando l'acqua potabile appunto per gli scopi a cui è stata devoluta, ossia domestici e igienico-sanitari. Lo diceva prima, voi monitorate costantemente, eccetera, quanta dispersione idrica c'è? Allora, la media italiana della dispersione idrica è un po' più del 40%. Parlare di media poi è sempre, non ti dà mai l'orizzonte di quello che è oggettivamente. Noi abbiamo delle reti, la perdita fisiologica è attorno al 20%. Noi abbiamo fatto un lavoro importante di ricerca con il satellite prima e con i voli poi, attraverso un radar che individua le perdite, abbiamo abbassato notevolmente il livello delle perdite andando a intercettarle prima. Il lavoro da fare è molto, gli investimenti sono notevoli, ma le do una cifra relativa a Piave Servizi. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo quadruplicato gli investimenti nelle reti, passando da una media dei 5 milioni all'anno a una media di 20 milioni all'anno. E come noi le aziende venete del nord-est in genere stanno operando in questo senso, recuperando un gap infrastrutturale che aveva avuto un blackout di 30 anni, ossia
dagli anni 90 ai primi anni 10 del nostro secolo. Questo dovuto alla crisi della finanza pubblica. Ora le società dell'idrico investono i soldi usando le risorse della bolletta, quindi non usando più soldi pubblici o soldi delle tasse, ma esclusivamente i soldi della bolletta. Però, come lo potete dedurre dall'andamento e dal trend degli investimenti, questo nuovo sistema tariffario produce certezza e produce incremento degli investimenti, perché abbiamo bisogno di investire nelle nostre reti. Quindi insomma, grazie a questi investimenti, insomma, la media, citava lei una media nazionale, è più bassa qui come dispersione idrica? Assolutamente. Di quanto più o meno? E anche, allora, è difficile, immagino. È difficile stimare, però possiamo vedere la cosa è di tutta evidenza, perché nelle nostre zone non abbiamo razionamenti di acqua o non abbiamo giornate in cui l'acqua manca, se non quando proprio casualmente si verifichi una rottura nella conduttura fuori casa che viene presto messa a posto, insomma. Quindi rispetto a altre realtà geografiche d'Italia qui non abbiamo quei fatti, proprio perché si è investito nel potenziamento delle fonti, si è investito nella ricerca delle perdite. Senta, lei prima giustamente, e continueremo a battere anche noi su questo, l'appello insomma, a non sprecare l'acqua. Secondo lei c'è una deadline, c'è un limite dopo superato il quale poi sarà difficile davvero combattere questa siccità? In quanto tempo va risolta questa situazione? Allora, per quanto riguarda, io obiettivamente da un punto di vista tecnico non posso stimare la deadline. Quello che posso dirle è che fino all'autunno noi possiamo essere moderatamente sicuri. Bisogna ovviamente continuare a osservare quello che fa il tempo, perché chi si occupa del servizio idrico come il sottoscritto ovviamente deve sempre fare i conti con chi è il primo fornitore, ossia il cielo, e quindi noi abbiamo pianificato la gestione delle situazioni di crisi, perché abbiamo nella nostra società un ufficio adibito apposta per stimare e monitorare le situazioni di crisi e simulare situazioni di crisi anche peggiori di questa. Quindi siamo nelle condizioni... questo è interessante, ci sono simulazioni anche di situazioni peggiori? Assolutamente sì, è ovvio che come tutte le simulazioni si basano su delle ipotesi e dobbiamo continuare a monitorare quello che succede a monte, per esempio, nelle montagne, quanto piove, quanto pioverà. Dovremmo vedere come va l'autunno, dovremmo andare a vedere se nevicherà l'anno prossimo. E quello che mi sento di dire è che adesso, solo adesso, ci si accorge di un fatto un po' particolare che si è visto per esempio nella redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che pochissime risorse sono state rivolte verso la sistemazione delle reti idriche. Come noi tutti sappiamo, l'acqua è la fonte principale per la continuazione della vita. Per le fonti idriche in tutta Italia sono stati messi a disposizione 900 milioni di euro, che sono una cifra insignificante da un punto di vista degli investimenti che sarebbero necessari. Bisognerebbe avere quantomeno un 10 volte tanto, e con questa cifra, con 900 milioni di euro, basterebbe a malapena per la provincia di Treviso. E quindi è un grave errore questo dal vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista è un errore strategico non investire nelle reti, nel rinnovo delle reti idriche. Gli altri paesi europei stanno facendo molto di più. Vero è che mediamente il costo dell'acqua potabile negli altri paesi europei è significativamente superiore rispetto al nostro. Le do una cifra: la media italiana è 2,14 euro a metro cubo di costo dell'acqua, compresa la depurazione, la media europea è 3,50 euro. Piave Servizi è un'azienda virtuosa da questo punto di vista, si colloca a 1,84 euro, ma questo grazie a una gestione oculata che è stata fatta nel corso degli anni. Senta, le chiedo un'ultima cosa. Allora, siccome come quando parlavamo e raccontavamo 24 ore su 24 ai tempi del Covid, ripetevamo costantemente gli appelli alla prudenza e alla sicurezza, ci corre l'obbligo di ripetere, perché repetita iuvant, come dicevano i latini,
vuole lanciare davvero un altro appello alla gente a non sprecare l'acqua. Cosa non si deve fare per non sprecare acqua? Cosa si deve fare per non sprecare acqua? L'uso, quello che è il peggiore, tra virgolette, per quanto riguarda il consumo di acqua è l'irrigazione del giardino. Perché soprattutto con i metodi di irrigazione, quelli automatici, uno lo accende, poi magari va a fare una passeggiata, va a mangiarsi gelato e quando torna a casa sono andati via centinaia di metri cubi d'acqua che l'irrigazione di un giardino mi consuma tanto quanto come un piccolo quartiere delle nostre città. Quindi non irrigare il giardino, non lavare la macchina, non fare questi usi qua, limitare l'uso dell'acqua potabile solo per quanto riguarda gli scopi igienico-sanitari, quindi lavarsi e quant'altro, per gli usi alimentari e tutto quello che riguarda gli usi domestici in genere. E anche in questo uso domestico bisogna essere comunque, come dire, cercare di non sprecare. Ma guardi, me lo ha insegnato mio figlio che quando ci si lava i denti, ad esempio, invece di lasciar correre l'acqua ci si tiene un bicchiere per fare il risciacquo finale. Quindi è qualcosa che dovrebbe appartenere alla nostra educazione personale. Benissimo. Mi sento però, se mi dai gli ultimi 5 secondi, anche di rassicurare i nostri cittadini, perché questa mattina sono andato a bere un caffè e ho trovato una signora che era preoccupata, mi ha detto: ma come adesso ci togliete l'acqua, ci razionate l'acqua? Mi sento di rassicurarli, ma questa rassicurazione al fatto che l'acqua non manca dipende anche dal nostro impegno quotidiano a non sprecarla. Benissimo, molto molto chiaro. Grazie mille, buon lavoro a Alessandro Bonet. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buona domenica. Avete sentito dunque, è importante ripetere questi accorgimenti importanti e poi anche il fatto che purtroppo si investe troppo poco in questo tema fondamentale della rete idrica in tutta Italia. E allora, abbiamo parlato di acqua potabile, vediamo, e quindi di uso quotidiano nelle varie case, poi ci sono i problemi dell'agricoltura. Vediamo Confagricoltura che stima un calo di produzione del frumento del 20-30%. Raccolti a rischio, l'SOS che parte dagli agricoltori vicentini. La richiesta unanime è quella di una regia che giochi d'anticipo nella pianificazione a lungo periodo rispetto alla tendenza climatica, alla riduzione della piovosità e all'aumento delle temperature. Alcune colture vengono raccolte anzitempo per evitare che muoiano. Il conto in piena emergenza siccità si fa sulle perdite. Per quanto riguarda il frumento, la stima è di un calo di produzione del 20-30%. Oggi ci troviamo in una situazione in cui l'orzo è stato raccolto, il frumento sta per essere raccolto e in molte situazioni, dipendendo anche un po' da quelli che sono i terreni, però sostanzialmente la pianta più che andare a maturazione muore in piedi, per cui non sappiamo ancora esattamente quale sia la resa produttiva. Si stima un calo di produzione del 20-30%, anche se le assicuro che un mese e mezzo fa era un frumento bellissimo. In sofferenza anche altre colture del Vicentino come il mais e la soia. Il mais, a seconda di quando è stato seminato, ora si trova in una fase delicatissima che è quella della fioritura. Se manca l'acqua in fioritura la produzione è molto compromessa. Ovunque possibile si cerca di irrigare, ci sono zone che non hanno la possibilità di essere irrigate. E lì la sofferenza è massima. A questo si aggiunge la difficoltà legata al caro energia. Irrigare rappresenta un costo. I cambiamenti prospettati riguardano più fronti, dalla ricerca sulle sementi più resistenti alla siccità a tecniche che permettano di ridurre il consumo idrico. Ma non solo, perché forse saremo costretti anche a vedere delle rotazioni colturali diverse e a ricorrere maggiormente a delle colture autunnali associate a quelle che erano più tradizionali nostre come il mais e la soia primaverili estive. Da Vicenza a Venezia anche l'isola di Sant'Erasmo, l'isola della laguna di Venezia, celebre per il carciofo violetto. L'allarme siccità sta mettendo in ginocchio tutta la produzione agricola e si teme anche per l'autunno in vista della vendemmia. Vigneti, campi, la produzione agricola delle castraure del carciofo violetto,
ma anche della semplice verdura di stagione. La siccità ha effetti drammatici e devastanti anche per Sant'Erasmo, isola della Laguna di Venezia con circa 500 abitanti, ma rinomata in tutto il mondo per la sua produzione agricola a chilometro zero, che ora è in ginocchio a causa della siccità, e così si guarda al cielo, invocando la pioggia. La siccità si sta facendo sentire, tra l'altro è da quasi un anno che piove pochissimo. Come vedete già le piante di carciofo sono già ormai secche e c'è solo il fiore, ma il problema più grande è proprio questa mancanza da troppo tempo di acqua dolce, che praticamente fa risalire la falda di acqua salata. Una difficoltà in più per Sant'Erasmo è quella di essere circondata dalla laguna. Questo problema è molto grave per tutte le nostre piantagioni, perché il cuneo salino che si alza provoca proprio delle incrostazioni di sale e fa morire le piante. È un problema che speriamo possa risolversi, ma solo con l'aiuto del tempo possiamo far cambiare le cose. Non ci sono riserve di acqua dolce, nemmeno per le aziende agricole, e anche la vendemmia in autunno è a grosso rischio se continuerà questa siccità. Verdure di stagione, il carciofo violetto, castraure, un intero raccolto rischia di essere irrimediabilmente compromesso. Solo la pioggia ci può aiutare in questo momento, perché non abbiamo la possibilità, a parte qualche azienda, di avere dei pozzi in falda e quindi poter innaffiare con l'acqua di falda. L'unica acqua che possiamo usare è quella dell'acquedotto e anche in maniera molto razionata. Quindi speriamo che il tempo ci aiuti e che la pioggia venga a salvarci. Pochi istanti di pubblicità, poi vi daremo il primo dato parziale dell'affluenza dei votanti per i 4 comuni al ballottaggio. Pochissimi istanti. Rieccoci in diretta. Allora diamo un primo sguardo all'affluenza parziale, il primo dato parziale dell'affluenza per i ballottaggi, lo vedete anche scritto nel nostro titolo. In Veneto alle 12 l'affluenza è del 17%, nei 4 comuni al voto, quindi la media è del 17%, siamo sostanzialmente in linea con il primo turno, era 17,23%, quindi comunque resta bassa come primo dato di parziale di affluenza. Nello specifico a Feltre l'affluenza alle 12 è del 16,27%, quando era del 15,33% al primo turno, quindi un leggero rialzo. A Jesolo 17,04%, era al 18,44% nel primo turno e quindi un leggero ribasso. A Verona sostanzialmente lo stesso dato del primo turno, 17,31%, a Thiene il 14,45%, qui c'è il ribasso più forte rispetto al primo turno, dove invece al primo turno era 16,77%, quindi il primo dato parziale in Veneto è del 17% di affluenza per i comuni al ballottaggio. Vi daremo altri aggiornamenti nel corso della nostra prima edizione. Poi c'è un altro tema che riguarda le tasche delle famiglie, perché Nomisma Energia ha stimato per il terzo trimestre dell'anno un aumento di tariffe per l'estate, quindi il prossimo trimestre, in questa che l'hanno chiamata già stangata dell'estate, del 17% per l'elettricità e addirittura del 27% per il gas metano. I prezzi di gas e luce sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia, lo ricorderete, lo spiega il presidente della società di ricerca Davide Tabarelli. Inevitabilmente ci si attende un altro forte rialzo delle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile, quando c'era un segno di meno 10%, che aveva fatto seguito a 5 trimestri invece di aumento. I nuovi aiuti stanziati dal governo nel decreto di mercoledì scorso, che vale complessivamente 3 miliardi, dovrebbero comunque consentire di limitare
del tutto o almeno in parte l'impatto di questi nuovi aumenti sulle bollette. Secondo Tabarelli, tuttavia, i nuovi interventi riusciranno al massimo a dimezzare questi aumenti previsti da Nomisma Energia. Lo ricordiamo, più 17% per l'elettricità e più 27% per il gas nel prossimo trimestre. Stime di Nomisma Energia. Tutto questo mentre per far fronte alle bollette, di fronte all'inflazione, di fronte anche a un problema di crediti, con la giungla del super bonus 110%, la CGIA di Mestre invece lancia un allarme per un rischio di boom di fallimenti di aziende in autunno. A causa del caro energia, dell'inflazione alle stelle, dell'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus e dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione, in autunno rischiamo un boom di fallimenti. Non solo di debiti possono fallire le aziende, anzi, all'orizzonte si fa concreto un boom di imprese a rischio fallimento per crediti. L'allarme lanciato dalla CGIA di Mestre punta il dito contro i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione alle aziende, stimabile in Veneto attorno ai 5 miliardi di euro, assieme all'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il superbonus 110%. Da diversi anni e anche nei primi 5 mesi di quest'anno il numero di fallimenti in Veneto è in calo, ma a partire da autunno potrebbe tornare a crescere e subire una brusca impennata nel 2023. Bisogna correre ai ripari. Il governo intervenga subito per evitare una nuova recessione che farebbe aumentare a dismisura la disoccupazione e i livelli di povertà anche in Veneto. A causa dei problemi sottolineati dalla CGIA di Mestre, i settori più a rischio sono il commercio e le costruzioni, ma autunno diventa una data cruciale anche perché, come avviene in tutte le recessioni, gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo e nel nostro caso si devono ancora fare i conti non solo con le difficoltà causate dal Covid nel biennio 2020-2021, ma anche con gli effetti negativi riconducibili alla guerra in Ucraina, scoppiata verso la fine di febbraio. Tante problematiche dunque, le bollette, i rincari, la siccità, il Covid che comunque continua a fare capolino, insomma famiglie che sono smarrite da più punti di vista. Allora oggi c'è stato un importante incontro questa mattina con le famiglie di Treviso, grazie al Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che io vedo in compagnia del nostro Lucio Zanato. Allora Lucio, buongiorno a te, buongiorno al Vescovo Monsignor Michele Tomasi, raccontaci questa mattinata importante nel capoluogo della Marca. Beh, una mattinata importante, buongiorno a tutti voi, buongiorno Nicola. Dicevo una mattinata importante perché oggi c'è stato di fatto così la consegna del mandato alle famiglie da parte di Papa Francesco, oltre naturalmente alla celebrazione della Santa Messa. Siamo qui nel chiostro, un chiostro bellissimo, qui vicino al Tempio di San Nicolò, eccellenza. Allora intanto cominciamo proprio da questa celebrazione, ma soprattutto dal mandato che ha dato Papa Francesco alle famiglie. Beh, è stata una festa molto bella che continuerà poi nel pomeriggio assieme alle famiglie qui nel seminario. Il Papa dà un mandato molto semplice, vivere la gioia di essere famiglia da discepoli di Cristo. Questo è il mandato a quelli che hanno deciso di vivere la loro vita come un dono ricevuto da Dio e da trasmettere agli altri nella grande gratitudine. Il mandato di Papa Francesco parla tanto di gratitudine e di gioia, sapendo che ci sono tante difficoltà, sapendo che il mondo è complicato, sapendo che non è tutto rose e fiori, ma che c'è una forza che viene nello stare in relazione tra di noi, che in famiglia è insuperabile. Lì si impara l'ABC dell'umanità, si impara la condivisione, si impara la fraternità, si impara a litigare, si impara a fare pace. Insomma, il Papa dice a tutti di non avere paura di vivere queste relazioni perché sono belle, portano vita in pienezza e portano tanto bene alla nostra società. Ci chiudiamo spesso in noi stessi, vuole famiglie aperte, allargate, che facciano quel passo in più di concretezza, di bene e di amore. Ecco, però abbiamo sentito, c'è il tema dell'aumento delle bollette, della malattia, della mancanza di lavoro o di lavori sottopagati. Allora, nel concreto, quale deve essere l'azione e soprattutto qual è il supporto che la Chiesa dà a queste famiglie che vivono in molte situazioni veramente dei momenti di difficoltà? Se non avessimo le famiglie, tutti questi shock economici, sociali sarebbero insopportabili.
e saremmo già spariti. La famiglia è quella rete di relazioni che tiene perché ci sono i nonni con i nipoti, perché ci sono i genitori che si arrabattano, ci sono i figli che si lasciano comunque coinvolgere in reti di socializzazione. L'abbiamo visto quanto chiudere i ragazzi in loro stessi può portare problemi a loro e a tutti quanti. La famiglia è proprio la soluzione, non è il problema, e bisogna rendersi conto di questo, bisogna fare in modo che le persone non possano dire io non faccio una famiglia perché le bollette crescono, questo non è possibile, e allora dobbiamo davvero fare in modo che la Chiesa torni a dire alle famiglie voi siete la cellula della Chiesa e della società, ma lo dobbiamo dire anche a tutti quanti, e è una delle grandi conversioni di questo tempo. Se noi dobbiamo chiudere la famiglia abbiamo anche chiuso la società. Diciamo quel tutti quanti vuol dire anche al mondo politico che deve avere maggiore attenzione verso questo mattone fondante della nostra società. Sì, la politica in Italia ha parlato tanto di famiglia, ne ha parlato tanto, adesso forse sarebbe il caso di fare qualcosa per dare la possibilità alle famiglie di costituirsi e a quelle costituite di vivere in serenità, facendo il proprio, perché poi la ricchezza, la coesione sociale, il bene comune lo fanno le famiglie. Ecco, tornando alle famiglie, il mandato è anche alle famiglie per riuscire a fare comunità, perché troppe volte noi vediamo non solo la litigiosità, ad esempio nei condomini, aumentata da questo momento di chiusura, ma la litigiosità all'interno stesso della famiglia, e molte volte una litigiosità che sfocia in femminicidi, in azioni veramente cruente. Sì, purtroppo la famiglia può diventare, essendo il luogo delle relazioni strette, vitali e quotidiane, può diventare anche il luogo delle tragedie, della sopraffazione, della violenza, e qui bisogna tutti intervenire. Quando si vedono situazioni bisogna aiutare, bisogna segnalare, bisogna mettersi insieme, bisogna accogliere, bisogna creare delle reti dove le persone non debbano sentirsi da soli, bisogna fare anche in modo che le persone che nei legami familiari si sentono costrette e in qualche modo abusate possano trovare aiuto a uscirne dalla collettività, dalla comunità e dalla Chiesa. È un luogo ambivalente, quando funziona è il massimo che c'è, quando non funziona purtroppo è anche luogo di tragedia. Ecco, diciamo che non ci devono essere solo le forze dell'ordine, anche il vicino di casa, anche la famiglia vicina, quando vede momenti di difficoltà di un'altra famiglia deve farsi avanti o comunque deve cercare di trovare il modo per evitare che una situazione di conflitto peggiori. Sì, contro il male grande in tutte queste situazioni è la solitudine, nella quale si maturano e possono anche perpetuarsi le tragedie. E la solitudine è anche, non solo, ma è anche permessa dall'indifferenza. Ecco, non possiamo essere indifferenti. Se vediamo qualcuno che ha bisogno di un aiuto, dobbiamo darglielo, fare il possibile, e se non possiamo fare niente, chiedere aiuto noi per loro. Ecco, parlando di tragedie, c'è un tema che sta muovendo il mondo intero, che è stato sollevato in America, che è quello dell'aborto. La posizione della Chiesa trevigiana. Ma è la posizione, non lo so, è la mia posizione, è la posizione della Chiesa. Io non posso pensare che l'aborto sia una questione che lascia indifferenti qualcuno. C'è una persona che decidiamo che a un certo punto non ci sia più. E questa è al netto di tutto, dei drammi. Io non voglio e non posso parlare sulle tragedie, sui drammi delle donne. Non sono i miei drammi e non li pago io, però io so che dobbiamo essere veramente solidali per fare in modo che non ci sia più l'aborto, e quindi essere una comunità anche qui che si prende cura, che aiuta. I centri aiuto alla vita devono essere il modello di tutta una comunità, e non solo cristiana. Ci prendiamo cura gli uni degli altri, perché nessuno desidera abortire. Vogliamo la vita, tutti vogliono la vita, e dobbiamo anche accompagnare le persone che nella crisi si sentono da sole, e lì dobbiamo aiutarle. Permettere un dramma per risolverne un altro sfocia solo in tragedia. Cambiando argomento, ma rimanendo in questa celebrazione, oggi a concelebrare c'è stato anche il Vescovo di Manaus, che sarà prossimo cardinale. E non è il primo cardinale che viene qui in Diocesi a Treviso, c'è stato anche il cardinale Zuppi, adesso presidente della CEI. Beh, devo dire, è un momento molto importante. Sì, io in sé ad avere un cardinale o un futuro cardinale che concelebra dovrei sentirmi molto in imbarazzo,
Però devo dire che Papa Francesco li sceglie bene e mettono molto a proprio agio sia a suo tempo il Cardinale Zuppi che oggi Monsignor Steiner, è veramente nel segno di un legame della Chiesa trevigiana con la sua diocesi che continua in modo diverso. Adesso abbiamo avuto per quasi 3 decenni missionari nella sua diocesi. Adesso assieme a Padova e Vicenza andiamo verso ancora più dentro in Amazzonia, verso i confini col Venezuela, manteniamo i rapporti con Manaus. È stato un gran bel gesto di Chiesa che è unita, che si vuole bene al di là delle differenze e delle distanze. C'è qualcosa che ci unisce e questo è molto bello. Ecco, diciamo appunto che Monsignor Steiner è vescovo di Manaus, che è diciamo all'interno dell'Amazzonia, e sentendolo prima diceva che lì il senso di famiglia e di comunità è molto più forte che non qua. Cioè, forse noi abbiamo perso un'innocenza o forse un talento, quello di essere comunità. Si raccontava che è il 13° di 16 figli, quindi voglio dire è già una bella squadra, è più una parrocchia che una famiglia. Noi possiamo imparare dalle chiese sorelle a ritornare a essere giovani, a non avere paura del futuro. Ho avuto questa impressione quando ero andato in Chad, una delle chiese più povere del mondo, ma vitale, energia, che quell'energia che mi piacerebbe ci fosse anche qui, perché ogni volta che poi ci sono bambini, ragazzi, qui da noi è una meraviglia, non ci manca niente, soltanto quel po' di speranza per dire investiamo nel donare un futuro. È stato donato a noi e noi lo doniamo alle nuove generazioni e non sbaglieremo. Ecco, Nicola, il Vescovo ti sente, per cui se ci sono delle domande... Volevo chiedere una cosa al Vescovo. Proprio legata... Sì. Buongiorno, grazie di essere con noi. Io ricordo che ci siamo sentiti diverse volte nei 2 anni della pandemia, e una frase che mi ha sempre colpito e che è stata un po' una frase che ha ripetuto spesso, l'appello era quello: non lasciate indietro nessuno, non lasciare indietro nessuno. Ha l'impressione che in questi 2 anni qualcuno sia rimasto indietro, gli anziani, i giovani? C'è qualcuno che è rimasto indietro secondo lei? È rimasta un po' indietro la coesione sociale, ci siamo abituati a essere divisi, ciascuno sulle nostre opinioni, sulle nostre posizioni, e questo abbiamo un po' perso per strada, quel senso di sentirci davvero una collettività che si prende cura di se stessa e ciascuno degli altri. E poi credo che non dobbiamo dimenticare davvero le categorie, sono persone, non sono categorie che ha ricordato, gli anziani e i giovani. Insieme loro misurano la qualità del nostro essere comunità insieme. Se scartiamo chi non ci serve più e se non lasciamo un po' di spazio a chi deve venire anche al posto nostro, stiamo veramente sbagliando qualcosa. Ecco, io avevo un'altra domanda, quella legata all'ambiente. In questo momento viviamo una siccità che è sempre più preoccupante. Anche in questo caso la Chiesa, attraverso Laudato Si, con Papa Francesco, ha dato delle indicazioni. Allora noi dove dobbiamo andare, anche nel nostro piccolo ma grande territorio? Beh, noi come Chiesa di Treviso stiamo lavorando su questo progetto delle comunità energetiche, ci stiamo provando, ci stiamo lavorando, vedremo se sarà possibile. No, sarà possibile fare qualcosa, vedremo quando, lo faremo al più presto, per dire questa dimensione del nostro rapporto con l'ambiente fa parte per la Chiesa proprio della sua fede, delle conseguenze del rapporto con Gesù nella vita di tutti i giorni, e non dobbiamo cadere nella tentazione che adesso che c'è la guerra passiamo al carbone, perché stiamo attenti, impariamo tutti a gestire meglio le nostre risorse, possiamo consumare non dico meno ma meglio, e tutti insieme quello lo può fare ciascuno di noi. Sobrietà non è una parolaccia, si può essere molto più felici nel consumare meglio che nel consumare troppo, e poi fare delle politiche serie di previsione. Non possiamo chiudere le politiche nel giro di pochi mesi, dobbiamo pensare quasi sull'eternità, ma almeno da qui a 10 anni avremmo gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vediamo a che punto siamo, abbiamo poco tempo e dovremmo recuperarlo. E poi dobbiamo lasciare alle prossime generazioni proprio questo nostro mondo. Sì, dobbiamo lasciare questo nostro mondo e dobbiamo far vedere quanto è più bello viverci insieme prendendoci cura dell'ambiente, vivere in un paesaggio bello,
di natura o in un paesaggio degradato cambia veramente, tocca l'anima. E abbiamo bisogno anche di questa bellezza. Siamo in posti meravigliosi che ci sono stati dati, ne abbiamo la responsabilità, ci verrà chiesto conto di questi, e però sono un dono grande, sono il bello che ci è dato assieme alle relazioni, e dobbiamo proprio prendercene cura. Nicola, se hai altre domande, perché poi il Vescovo deve incontrare le famiglie qui vicino, c'è il pranzo al sacco, diciamo in famiglia, però se hai altre domande... L'ultimissima domanda, ed è un appello che magari può fare il Vescovo. Stiamo raccontando purtroppo anche di nuovi campanelli d'allarme per quanto riguarda gli imprenditori che si trovano magari in un vicolo cieco, la questione economica, e purtroppo decidono di togliersi la vita. Insomma, il gesto estremo l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Allora, a chi in questo momento vero non trova uno spiraglio, cosa si sente di dire? A chi si sente perduto, magari ci sta guardando in questo momento, lei cosa si sente di dire? Ma io vorrei dire, da un lato noi ci siamo, chiunque della Chiesa ascolta, abbiamo ancora la nostra iniziativa, sta a noi in piedi. Se c'è bisogno di un aiuto concreto iniziamo almeno a parlarne, e poi davvero sembrerà una banalità, ma sono i detti del nostro popolo: finché c'è vita c'è speranza. Dobbiamo davvero valutare questo, dobbiamo andare a cercarci gli uni gli altri quando si è soli, non lasciatevi prendere dalla solitudine, non c'è nulla che non possa essere recuperato finché c'è la vita. Questo vuol dire che la vita è sacra, è lo spazio dove ci prendiamo cura gli uni degli altri. Guardate e pensate a qualcuno a cui volete bene, che vi vuole bene, e non pensate a quello che voi state facendo a loro, magari vi vergognate, no. Pensate a quanto loro vi vogliono bene, quanto hanno bisogno anche solo del vostro sguardo, del vostro sorriso, della vostra presenza. È l'umanità quello che conta, è l'umanità quello che ha scelto Dio per venire tra di noi, è l'umanità quello che possiamo donarci, il resto si risolve tutto. Grazie Eccellenza, io adesso congedo Sua Eccellenza il Vescovo, però Nicola, se tu mi dai un po' di spazio, volevo sentire... Certo. Grazie Eccellenza, volevo sentire anche... diciamo un esempio pratico, quindi una famiglia, ma anche diciamo chi poi tecnicamente all'interno della diocesi ha portato avanti questa esperienza. Venite pure qua. Allora, cominciamo con cominciamo con le presentazioni. Ecco, una precisazione, non sono io che tecnicamente porto avanti, ma insieme siamo condirettori in solido dell'ufficio di pastorale familiare, cioè quell'organismo che cura tutti i rapporti con le altre coppie e presbiteri che in diocesi lavorano con e per le famiglie. Ecco, l'azione della diocesi all'interno è per le famiglie. Cominciamo dalla parte, diciamo così, proprio della Chiesa, poi arriviamo alla parte, diciamo, laica. Non è così, mi dispiace, siamo tutti Chiesa, siamo tutti battezzati, ma quindi Chiesa sono loro. L'ho fatto appositamente. Ma ci conosciamo, so che mi prendi i tranelli. Come dire... Ma hai visto che prontezza? Quindi, la prima lezione è che famiglia e Chiesa sono un'unica cosa. Famiglia e presbiteri sono Chiesa, famiglia e presbiteri sono due sacramenti, due doni che il Signore dà. Che il Signore dà perché la Chiesa sia viva. Chiesa siamo tutti, presbiteri, sposi, battezzati, e non lavoriamo per le famiglie, ma lavoriamo con le famiglie. Ecco. L'evento di oggi si è costruito proprio con molte famiglie che nel territorio hanno incontrato l'icona, no, che il Papa ha dato a noi, a tutte le famiglie, nelle proprie parrocchie, nelle proprie case, anche nelle case di riposo, nelle scuole materne, e quindi è stato un modo davvero delle famiglie di incontrare il Signore nel loro territorio, nel loro ambiente di vita. Ecco, va raccontato che appunto ci sono state queste icone che hanno girato, diciamo, per tutta la diocesi, ma ci sono stati anche dei diari di bordo, giusto? Sì. Certo, è stato molto bello come le famiglie che hanno di fatto accolto, accompagnato anche con dei veri e propri cammini tra una parrocchia e l'altra, hanno poi scritto in questi diari un po' la loro esperienza, e c'è un po' di tutto, però c'è la vita vera dentro questi diari delle coppie, con le loro gioie, con le loro fatiche,
con la meravigliosità dell'amore, ma anche con la sua fragilità. Ecco, qual è la parola più utilizzata in questo diario di bordo quando si parla di difficoltà? Cos'è? Difficoltà di coppia, difficoltà di comunicazione? Qual è stata la parola, secondo voi, su cui lavorare maggiormente? Beh, una parola chiave è sicuramente l'ascolto, cioè nel senso che è una dimensione di cui tutti abbiamo bisogno, e l'ascolto molto vicino chiaramente anche alla dimensione dell'accoglienza. Tutti possiamo accogliere, tutti abbiamo bisogno di essere accolti, e indipendentemente dal percorso che abbiamo, dalle difficoltà che abbiamo, dalle fragilità, dalle ferite. Ecco, questo mi pare che, come diceva il Vescovo prima, è anche la bellezza di una Chiesa, di una comunità che accoglie tutti e non fa discriminazioni da questo punto di vista. L'accoglienza significa anche condivisione di quello che è, diciamo, è la famosa compassione, cioè affrontare la difficoltà, la difficoltà degli altri. Ma siamo pronti, siamo capaci, oppure questa nostra società, perché poi andiamo sul pratico di ogni giorno, dove anche in un condominio diventa difficile la convivenza, cioè da dove ripartire per cominciare a tornare a dialogare? Forse proprio questa parola, no? Anche del mettersi in ascolto e del mettersi in gioco con quelle che sono le nostre risorse, le nostre possibilità, il nostro essere famiglia. Questo io credo. E anche del prendere atto che siamo tutti limitati, non gli altri sono più limitati di noi, ma siamo tutti limitati, e quindi tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, di essere accolti. Un po' alla volta, se cresce questa sensibilità, probabilmente riusciremo a vivere sia delle comunità più accoglienti nell'ambito del vicinato, nel condominio, sia a livello per esempio territoriale, nella nostra diocesi, e anche probabilmente a livello societario, globale. Insomma. La domanda più spinosa l'ho fatta al Vescovo, la faccio anche a voi. Quel problema che ha sollevato adesso l'America con l'aborto, quel dramma che viene affrontato dalle donne, che in questo momento sta creando un grossissimo dibattito non solo in America ma in tutto il mondo. Come risolvere, come venirne a capo? Perché comunque rimane un dramma, e parto da una donna. Ma io credo che il tema sia davvero delicato, difficile da affrontare in un'intervista di questo tipo. Comunque Ho detto sì. che è anche lì un passaggio, affrontando tutti insieme si riesce a risolvere. Certo, certo. Va comunque portata avanti. Perché non bisogna sottovalutare né l'inviolabilità della vita né i drammi che ogni donna, ogni famiglia vive da questo punto di vista. Tanto più noi siamo in ascolto, in accoglienza di tutti, tanto meglio riusciamo a far sì che questo, che comunque è sempre un dramma, un po' alla volta insieme venga superato. È chiaro che vederlo usato anche politicamente per creare divisioni evidentemente non dice di una voglia di risolvere il problema, ma dice probabilmente di una voglia di acuirlo. Insomma, ecco, a me sembra che quello che diceva il Vescovo prima è molto interessante, e bisogna camminare insieme per risolvere queste cose, non si possono risolvere a mo' di slogan o di decisioni così, a volte frutto di, chissà, Lucio! pensieri probabilmente appunto non veramente accoglienti delle persone. Sì, ancora un'ultima domanda, perché oggi in chiesa, lo vedremo stasera nel corso del telegiornale, c'erano 1500 persone, forse anche qualcosina di più. Il commento di questa iniziativa, che oggi si è conclusa, ma che in realtà non si è conclusa perché riparte appunto con il mandato di Papa Francesco. Ma questo è un bel segno anche visibile di un cammino che tutto sommato è stato invisibile in questi 3 mesi, almeno davanti ai grandi rotocalchi, ma è frutto di tante famiglie che si sono sentite chiamate a essere loro stessi nodi, volti di chiesa, capaci di coinvolgere altre famiglie, non solo in ottica funzionale, ma proprio sentendosi e facendo parte di qualcosa di vivo. L'icona era un segno, semplicemente, però era il segno di un collegamento con una chiesa viva, mondiale, fatta di famiglie, di presbiteri, di tante persone che hanno voglia di crescere nell'amore. E questo vale per tutti. Ciascuno di noi, in tutte le condizioni, di tutti i tipi, può crescere nell'amore. Nicola, 6 domande, se no io restituisco la linea allo studio. Grazie, no Lucio, grazie davvero per questo collegamento, grazie e buon lavoro. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Il braccio maciullato dalla macchina con la quale stava lavorando. Un operaio di 40 anni di nazionalità senegalese rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nell'area dell'ecodistretto di Fusina di Veritas.
L'uomo, dipendente di una ditta che non fa parte di società del gruppo Veritas, secondo le prime ricostruzioni stava effettuando delle operazioni di pulizia ad un rullo a tamburo utilizzato per il metallo. L'operaio ha infilato il braccio destro tra il nastro e il tamburo. In questi casi le procedure di sicurezza prevedono che l'operazione sia eseguita solo a macchina spenta e con le chiavi di accensione disinserite in possesso di chi esegue la polizia. Sempre secondo le prime ricostruzioni, un operaio del turno successivo avrebbe avviato la macchina senza immaginare che il collega stesse lavorando tra i rulli. Il tamburo si è messo in movimento e ha maciullato il braccio destro dell'operaio. Sul posto è intervenuto il 118 e lo Spisal. Così ieri Filippo Fois, rieccoci in diretta, ci raccontava di questo terribile incidente sul lavoro a Fusina. Da qui ripartiamo salutando e ringraziando per essere con noi la segretaria generale della CGIL del Veneto, Tiziana Basso. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori. E allora purtroppo ci troviamo ancora a commentare queste situazioni, è un allarme senza fine. La settimana scorsa 3 vittime in 2 giorni, in 48 ore nel Veronese, in altri settori. Tiziana Basso, il termometro anche su questo fronte resta sempre caldissimo. Purtroppo sì, il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che in questo periodo è fortemente all'attenzione nostra, perché i dati della nostra regione ci dicono che nei primi 4 mesi gli infortuni sono aumentati quasi del 45% e purtroppo anche le vittime sono aumentate rispetto all'anno scorso e la tendenza è quella di raggiungere il 2018, che è stato per la nostra regione un anno drammatico con l'infortunio gravissimo successo alle acciaierie di Padova. Per cui noi abbiamo attivato con la Regione Veneto il rinnovo del piano strategico su sicurezza che proprio mercoledì ha visto il primo tavolo di monitoraggio. Sono stati fatti alcuni passi, tra i quali alcune assunzioni all'interno degli SPISAL, quindi gli organismi ispettivi. Sono però ancora totalmente insufficienti perché chiaramente questi dati ci dicono che c'è un'emergenza. Quello che emergeva insomma da questa discussione che abbiamo fatto mercoledì nel tavolo di coordinamento previsto dalla normativa nazionale era che oltre a queste 3 vittime, che tra l'altro erano 3 imprenditori, cioè quindi chi lavorava per proprio conto, c'è appunto un dato molto preoccupante e veniva segnalato proprio da alcuni SPISAL come nei controlli, per esempio in edilizia, che ha avuto un enorme sviluppo a fronte del 110%, dei bonus 110%, le irregolarità si siano raddoppiate e che questo appunto purtroppo porta a una grande situazione di insicurezza. Però, come diceva lei, il tema degli infortuni è purtroppo un tema diffuso in vari ambiti, quindi non solo nel tema dell'edilizia, ma in agricoltura il dato è molto pesante anche in merito alle vittime, ma la cosa diciamo che emerge in questi primi mesi è il dato della manifattura, che sta crescendo in maniera molto forte. Allora bisogna intervenire subito. Noi abbiamo chiesto alla Regione di accelerare l'attuazione del piano e di fare degli interventi concreti anche rispetto alla comunicazione. L'allarme deve essere mandato con una sola voce dalle parti sociali sindacali, ma anche da quelle datoriali. Noi chiediamo un impegno anche alle parti datoriali e alla Regione naturalmente, perché questo diventi la priorità dell'iniziativa dei prossimi mesi, perché è inaccettabile, è un dato inaccettabile. Noi non possiamo continuare a fare i minuti di silenzio, la dico così, perché questa cosa diventa veramente svilente. Io credo che l'iniziativa appunto debba avere 3 gambe, una che è quella istituzionale, con i controlli che devono aumentare, adesso partirà tra l'azione degli SPISAL e quelli dell'Ispettorato del Lavoro in base alla nuova normativa, quella impegno anche delle parti datoriali rispetto alla formazione, rispetto alla prevenzione, nella collaborazione con le organizzazioni sindacali,
ma poi serve anche nella contrattazione mettere delle azioni per evitare questi casi. Abbiamo delle esperienze, non moltissime purtroppo, in cui si va ad analizzare il mancato infortunio, si va a vedere cosa fortunatamente non ha portato e come evitare che quella situazione di rischio si ripeta. Bisogna mettere in campo tutte le azioni e la prevenzione nasce da lontano, nasce addirittura da una cultura all'interno delle scuole. Peraltro sul tema della sicurezza sul lavoro, in questi giorni nei quali l'allarme del caldo è particolarmente forte, solo stamattina ci dicevano al Sud di Treviso una raffica di malori che hanno riguardato soprattutto gli anziani, certo, però c'è questo appello che avete fatto come CGIL, la FIOM in questo caso, perché parliamo ovviamente di luoghi chiusi, le fabbriche, dove ci può essere un allarme di caldo e quindi in questo caso cosa si deve fare? Allora, prima di tutto tengo a dire che questo è un rischio che la legge definisce, quindi all'interno del tema del microclima, e che deve essere valutato all'interno del documento di valutazione di rischio delle aziende, che poi devono mettere in atto tutta una serie di azioni per evitarlo. I lavoratori che si trovassero in difficoltà a fronte delle temperature altissime a rischio di malore devono essere messi in sicurezza, non possono continuare a lavorare in queste condizioni. Ci sono tutta una serie di azioni e di accordi che abbiamo fatto in alcune aziende, per cui oltre al classico, cosa che di solito le aziende forniscono, sali minerali ai lavoratori, devono essere più pause, deve essere data la possibilità al lavoratore di rinfrescarsi. In alcune aziende abbiamo predisposto delle sale più fresche, non deve esserci troppo sbalzo di temperatura, ma tutte queste azioni devono essere fatte perché questo è un rischio concreto, cioè non stiamo parlando della sensazione sudo, cioè stiamo parlando di ambienti di lavoro in capannoni, in cui per la tipologia di lavoro molto spesso non c'è il condizionamento, in cui troviamo oltre che al tema della temperatura alta anche un tema dell'umidità, e questo rischio per la salute della persona. Quindi, devono essere messe in campo queste azioni, per cui anche qua io invito le aziende a confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per trovare le opportune soluzioni. Abbiamo molte esperienze, devono essere fatti. La persona che non è messa in condizione deve fermarsi perché mette veramente a rischio, questo è un rischio concreto. Senta, volevo chiedere se ci conferma questa situazione. Abbiamo parlato tanto spesso di carenza di manodopera in altre tematiche, ma ci segnalano anche problematiche riguardanti connesse all'aumento, al ritorno dell'aumento dei contagi da Covid. Esiste questo nuovo allarme di carenza di manodopera per il ritorno dei contagi del Covid? Allora, io non ho, devo dirle la verità, segnalazioni specifiche di aziende. È chiaro che il dato è sotto gli occhi di tutti, l'aumento dei contagi c'è e quindi come in passato possiamo trovarci anche a situazioni di difficoltà. Ricordo però che è ancora in vigore il protocollo per la prevenzione del contagio da Covid, quindi negli ambienti di lavoro, e che questo ha permesso, almeno all'interno di luoghi di lavoro, di evitare che ci fossero focolai. Certo, stiamo parlando di misure che in qualche modo, per esempio col tema caldo, possono risultare in questo momento fastidiose. Però è vero che l'applicazione dei protocolli, e anche qua il protocollo funziona se è costituito il comitato Covid all'interno dell'azienda, perché si vanno a fare gli interventi condividendolo con i rappresentanti dei lavoratori, che però è oggettivo che finora noi non abbiamo avuto problemi di focolai nelle aziende. Quindi il tema di continuare a mantenere un comportamento prudente diventa necessario, perché i dati del contagio ci dicono assolutamente che la cosa sta diventando importante. È chiaro che questo può condizionare anche gli ambienti di lavoro, però non ho segnalazioni, devo dire, particolari di casi di particolare gravità.
Senta, poco più di una settimana fa, era il sabato 18 giugno, insomma anche la CGIL era a Roma, ovviamente la CGIL era a Roma, anche il Veneto, con una nutrita rappresentanza per tornare a parlare, insomma, di temi importanti, non solo la pace ma anche i salari, insomma i lavoratori che sono sempre più poveri, ed è una situazione che rischia di aggravarsi notevolmente viste le stime di ulteriori stangate nei prossimi mesi. Com'è la situazione? La situazione è molto preoccupante anche nella nostra regione. Già denunciavamo, insomma, mesi fa, in periodi, diciamo, in cui questi temi non erano particolarmente all'ordine del giorno, che nella nostra regione c'è molto lavoro povero. Quindi già c'erano persone che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese, questo per part-time involontari, per situazioni di poco orario ma anche di basso salario. Quindi questi temi già interessavano la nostra discussione, diciamo, l'avevamo denunciato. Oggi, a fronte dell'aumento delle bollette, dell'aumento dell'inflazione che è molto forte, il rischio concreto è che le persone perdano 2 mensilità, quindi che abbiano a disposizione 2 mensilità alla fine dell'anno. Quindi questo per tutti e anche per la nostra regione è un tema fortissimo. Noi chiediamo interventi strutturali, non è sufficiente il bonus che riceveranno con questo mese i lavoratori di 200 euro, ma servono interventi strutturali che vedano prima di tutto il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Noi chiediamo il rinnovo dei rinnovi diciamo che diano una risposta salariale in tutti i settori, ci sono contratti purtroppo scaduti da moltissimi anni, e poi chiediamo delle politiche fiscali più giuste. Se c'è una cosa che ha evidenziato il bonus da 200 euro, che interviene sotto i redditi da 35.000 euro, è che quando noi abbiamo proclamato lo sciopero del 16 dicembre, siamo andati in piazza, avevamo ragione, perché riforma fiscale agisce sopra i 35.000 euro, dove non sono collocati le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, le pensionate. La stragrande parte di loro non sono collocati in quella fascia. Quindi anche in questo senso la nostra manifestazione ha voluto chiedere una riforma fiscale più giusta, più equa, e che appunto segua un tema proporzionale più puro. E chiediamo insieme appunto che vengano tassati di più gli extra profitti che comunque molte aziende hanno fatto in questo periodo, a partire da quelle del settore dell'energia, ma non solo, e chiediamo appunto che ci sia un contributo di solidarietà per chi guadagna di più, perché le risorse possono assolutamente essere trovate, ma serve un intervento strutturale. L'altro tema che riguarda fortemente anche la nostra regione è quello della precarietà. I dati sull'occupazione della nostra regione ci dicono di un dato positivo, seppur non ancora a livello del 2019, però ci dicono di dati positivi. Però la maggior parte di queste assunzioni sono assunzioni a termine, sono assunzioni a part-time, sono assunzioni con tipologie contrattuali che non permettono appunto alle persone di avere un reddito sufficiente. Quindi questi 2 temi, quello della precarietà e quello dei salari, sono all'ordine del giorno per un'iniziativa che il Veneto, assieme alla CGIL nazionale, chiaramente porterà avanti per costruire una richiesta chiara al governo rispetto alla nuova finanziaria. Il boom di dimissioni che abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali in Veneto, in Italia, ma anche in Veneto, che Veneto ci racconta? Allora, ci dice di un Veneto che ha questo fenomeno ha due coni. Quello principale è quello di cambiare il luogo di lavoro per trovare qualcosa di meglio. Molti lavoratori passano dalle nostre sedi per dare le dimissioni e ci chiedono di fare velocemente perché hanno un'altra opportunità di lavoro. In questo momento c'è una mobilità importante, però c'è anche una fetta di persone che non ce la fa più. Per cui il lavoro, a fronte di fortissima richiesta di flessibilità, di carichi di lavoro, diventa complicato. Quindi la stragrande parte cambia lavoro, quindi non è che si ferma,
ma c'è anche un pezzetto che ha questo tipo di caratteristiche e questo riguarda il come si sta nei luoghi di lavoro. I lavoratori chiedono sicuramente salari più alti, chiedono sicuramente stabilità, ma chiedono anche condizioni di vita e di lavoro, e il tema della salute e sicurezza di cui abbiamo parlato finora è un tema importantissimo. Chiedono anche che il loro ambiente di lavoro sia un ambiente di lavoro sicuro e che gli permetta di hanno voglia di crescere nel loro luogo di lavoro, quindi di fare un lavoro che gli dia anche la possibilità di crescere nelle loro aspettative di vita, nelle loro aspettative di lavoro. Per cui io credo che questo interroghi tutti, interroghi molto le parti datoriali rispetto a che offerte facciamo di lavoro. Cioè, penso che la qualità del lavoro stia diventando, come insomma, spesso abbiamo detto e denunciato, insomma, ma che noi chiediamo fortemente, un punto fondamentale nelle scelte delle persone. Questo di fatto, pur paradossalmente, è un passo in avanti, il fatto che la gente si fermi di più a scegliere la qualità del lavoro rispetto al passato? È sicuramente un passo in avanti e credo che un po' la pandemia abbia anche inciso in queste scelte. Non vorrei appunto che tornassimo indietro rispetto a quella che è invece la mera esigenza salariale, che è legittima e che è, insomma, tutti noi abbiamo bisogno di lavorare per vivere, no? Però il fatto che questo lavoro mi permetta anche di avere un tempo di vita, mi permetta di conciliare e condividere gli impegni familiari, mi permetta di essere comunque riconosciuto e valorizzato per l'intelligenza che io metto nel luogo di lavoro, sta diventando un aspetto importante e io spero che di questo, insomma, abbiamo consapevolezza tutti. Benissimo, grazie davvero a Tiziana Basso per essere stata con noi per questa sua analisi. Grazie e buona domenica. Grazie a voi e a tutti i telespettatori, un saluto. Grazie davvero. Mancano pochi minuti alla fine della nostra prima edizione. Vi ricordo l'affluenza parziale alle 12 per i 4 comuni al ballottaggio. In Veneto siamo al 17%, c'è un andamento che resta simile al primo turno in questi 4 comuni, soprattutto a Verona non scende l'affluenza, d'altronde Verona è la piazza un po' più calda e più attesa di queste 4 comuni al voto, mentre c'è un calo evidente nella zona di Thiene. Staremo a vedere poi nel corso della giornata quale sarà l'esito poi la seconda tranche delle percentuali parziali del ballottaggio alle 19. Torniamo invece a parlare di sanità, lo dico anche alla regia, ringrazio Italo Morao e Marco Gagliazzo in regia, non l'ho fatto prima. C'è un altro tema importante che riguarda invece il caso pensione, l'abbiamo chiamato così, è stato chiamato così, con quel caso, quell'indagine della Corte dei Conti in Basilicata e i suoi effetti anche in Veneto, la decisione insomma di autosospendersi lo stipendio per 4 direttori generali delle ULSS Venete. Il servizio. Si sono autosospesi dalla percezione dello stipendio i 4 direttori generali delle ULSS Venete, regolarmente nominati mentre erano in servizio, mandati nel frattempo in pensione, e questo in attesa che il Ministero sciolga il nodo legale, ovvero se possano essere cumulati o meno quiescenza e stipendio da manager. Lo ha riferito a metà giornata con una nota ufficiale lo stesso Luciano Flor, numero 1 dell'area sanità della Regione del Veneto. Si tratta, anche se il comunicato non li cita espressamente, del direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalbena, del direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, di Edgardo Contato per l'ULSS 3 Serenissima, di Giuseppina Bonavina dell'ULSS 8 Berica. Con la presa di posizione del dottor Luciano Flor è uscita finalmente una prima posizione ufficiale della Regione Veneto. La questione in Veneto era stata posta dalla Confederazione Unitaria di Base, il CUB, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Venezia e alle Procure della Repubblica del Veneto. Sullo sfondo la vicenda del manager vicentino Giampaolo Stopazzolo, direttore generale dell'ULSS di Potenza, che si è dimesso nelle scorse ore dopo le polemiche che per settimane hanno interessato il cumulo di pensione e
stipendio, con l'apertura di un'inchiesta da parte della Corte dei Conti. Va detto però che il caso dei DG veneti sembra in parte diverso, essendo stati nominati quando ancora erano in servizio. Tutti e 4, si spiega nella nota della Regione, hanno anticipato un parere legale pro veritate concernente approfondimenti in merito alla loro posizione, ma per i sindacati la questione è già sufficientemente chiara. La presa di posizione noi la prendiamo come una parziale ammissione che c'è qualcosa che non va in queste nomine dirigenziali. E la norma è del 2014 ed ci appare quantomeno stravagante che gli alti vertici della regione e i dirigenti presenti in Regione Veneto non ne fossero informati. È una questione che andrà chiarita subito, al più presto, e auspichiamo quindi anche una netta presa di posizione proprio da parte di Luca Zaia e della Giunta Veneta. Siamo in chiusura, io vi ricordo però che questa sera dopo il telegiornale di Treviso delle 19:30 dovete restare sintonizzati con noi, perché alle 21:15 vi racconteremo in diretta per tutta la sera, la nottata, il verdetto delle urne a Ring, uno speciale Ring appunto in onda dalle 21:15 con i nostri inviati sul campo, con gli ospiti in studio, per raccontare davvero minuto per minuto cosa sta accadendo, dall'attesa appunto per le urne dall'attesa delle urne al voto per il ballottaggi. E sapete, insomma, da Verona a Jesolo, a Feltre, a Thiene è un verdetto importante che almeno per quanto riguarda Verona, ad esempio, potrebbe davvero avere ripercussioni che vanno fuori dal Veneto. Dunque questa sera 21:15 il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, gli ospiti in studio, i nostri inviati sul campo per raccontarvi il voto. Vi lascio adesso al meteo, grazie per averci seguito, ci rivediamo alle 19:30 con il telegiornale di Treviso. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana si allunga con ancor più decisione sulla nostra penisola. Sarà una domenica 26 giugno di bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso con prevalenza di spazi di sereno a fronte di qualche locale e temporaneo annuvolamento più che altro in montagna. Precipitazioni ancora assenti e grave situazione di siccità. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo sereno o velato, soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sempre soleggiato, cielo limpido o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.